La politica si fa dimenticando gli affari personali, dimenticando gli interessi personali, vedendo i problemi assieme e cercando di mediare, di capire quali sono gli interessi collettivi. Ecco, noi vogliamo guardare gli interessi collettivi, avremo dei grandi problemi perché l'amministrazione comunale in 20 anni è diventata di un unico colore. Cioè è praticamente, diciamo, c'è qualche mosca bianca, ma è quasi tutta rossa. E sapete che quando uno amministra con la struttura burocratica. Dobbiamo riidentificare le persone buone, le persone che ci daranno una mano, ma dovremmo anche identificare tutti quelli che ci remeranno contro, che ci metteranno i bastoni tra le ruote. E noi dovremmo continuare lentamente, perché purtroppo non c'è lo spoil system per cui uno dice mando a casa tutti e prendo persone nuove, no. Dovremmo cercare di far capire alla burocrazia che deve lavorare nell'interesse dei cittadini e non di un ex sindaco che non ci sarà più. Dovremmo farlo, capire. In questi 6 mesi purtroppo non tutti lo hanno capito, ci sono ancora in questi palazzi dei dipendenti che per paura, non sappiamo, per convinzioni, che sono ancora al servizio dell'amministrazione, della vecchia amministrazione, quindi dovremmo lavorare sulla burocrazia, ma dovremmo lavorare sulla burocrazia non tanto perché ha un colore rosso o verde che sia, ma perché è una burocrazia che non sia abituata ad essere veramente al servizio dei cittadini. La struttura burocratica del comune è una struttura sovietica, dove nessuno decide e qualsiasi decisione va riportata al capo. Questo è un sistema sovietico. Allora, moltissime delle cose che non funzionano a Portogruaro non è che non funzionano perché devono non funzionare, ma non funzionano perché una testa non è in grado di affrontare tutti i problemi. E comunque una testa tende a guardare, se guarda da una parte non guarda dall'altra, non riesce ad essere veramente al servizio di tutti i cittadini. Quindi il mettere mano a una burocrazia e farla diventare veramente struttura al servizio dei cittadini, cioè una volta date le regole il cittadino deve andare nella struttura, avere le risposte dalle strutture, non deve aver bisogno della politica. La politica serve per fare gli scenari, per dare gli indirizzi, per controllare che le cose siano fatte bene, non per farle, perché se le fa vuol dire che non fa politica e allora lo chiamano clientelismo, chiamatelo come volete, ma questo è quello che rischia di succedere. Allora noi abbiamo una grossa sfida perché dobbiamo cominciare a cambiare Portogruaro e Portogruaro ha bisogno di cambiare, perché la gramigna va tagliata, va eliminata, finché c'è la gramigna non si fa niente, quindi dobbiamo prima tagliare la gramigna e dopodiché cominciare col nostro programma, che è un programma ricco, un programma che è forse anche coraggioso per certi aspetti, ma un programma nel quale crediamo, perché alle spalle nostre non c'è l'associazione o gli amici della Bliscola delle liste civiche, ma ci sono i partiti, c'è la provincia, c'è la regione, c'è lo Stato. Quindi con loro noi saremo in grado di costruire progetti, i grandi progetti per la città. E la città, guardate che girando in questi mesi, tutti voi vi sarete accorto, ha bisogno di moltissime cose. Forse meno bisogno di inaugurazioni, diciamo di spettacolini, più bisogno di lavoro, perché il lavoro serve moltissimo, di sicurezza. Cioè, Portogruaro ormai c'è un bar in Viale Trieste, dove in 15 giorni hanno scassinato due volte in 15 giorni. Cioè, uno in piazza, se vuole andare oggi, può fare quello che vuole, perché è buia, la piazza è buia. Quell'unico impianto di sicurezza è quello, diciamo, non è come questa macchinetta qui che funziona bene, ma è quei piccoli video da internet che appena si vede. Ma ormai i sistemi di sicurezza e le telecamere di sicurezza a 360 gradi li vedi un po' dappertutto. Ecco, da noi non si vedono, quindi anche le cose più banali non sono garantite a Portogruaro. Allora, le cose da fare sono certamente tante, però in consiglio comunale in cui si mettono in moto le energie di tutti, cioè non quindi uno solo che lavora per tutti, ma tutti che lavorano assieme per un unico obiettivo, io credo che con una buona squadra che entra in consiglio comunale, e voi siete una parte di questa squadra, sia quelli che entrano in consiglio che quelli che resteranno fuori, perché quelli che resteranno fuori
non sono esclusi, entrano nel gioco in quella logica di partito che serviva per affrontare i problemi, analizzarli, per far sì che le soluzioni, le idee non siano il risultato di una persona che si sogna al mattino, ma il risultato di una discussione che a monte avviene tra gruppi, con persone diverse. Ecco, il gruppo, quindi quelli che non vengono eletti, non sono degli esclusi, fanno parte di quel gruppo che va a concorrere a costruire l'analisi dei problemi, la discussione dei problemi e quindi anche di proporre le soluzioni dei problemi. Quindi buona amministrazione è fatta soprattutto di un gruppo, noi siamo squadra, noi siamo in grado di fare una squadra. Secondo me con queste spalle, con alle spalle un programma che è sostanzialmente, credo, certamente migliore di quello di Bertoncello, che è fatto soltanto di cose fatte e non di proiezioni future, e con alle spalle un livello di sostegno sia a tutti i livelli di governo, le prospettive per noi credo siano veramente positive. C'è da lavorare molto però, questo certamente, c'è da lavorare molto. Grazie e buon lavoro.